Buona sanità. In questa puntata 30 minuti con due bravi pneumologi dell'ospedale di Sestri Levante, il dottor Pier Giorgio Gatto e il dottor Alessandro Perazzo. Dottor Gatto, malattie respiratorie più frequenti che si presentano a Sestri Levante, quali sono? Per quello che riguarda noi pneumologi, le malattie più frequenti sono quelle della broncopatia ostruttiva cronica, che è in continua evoluzione, in continuo aumento. Ovviamente purtroppo la patologia neoplastiche del polmone, che sono una piaga vera e propria. Parliamo di tumori, per essere chiari. E poi negli ultimi tempi c'è un aumento delle patologie interstiziali del polmone o fibrosi polmonari che qualche anno fa magari erano un po' trascurate, che attualmente si cerca invece di diagnosticare, di mettere in evidenza un po' meglio e di capire quali sono le cause. Che non sono le polmoniti queste? No, non sono le polmoniti, sono dei quadri di trasformazione fibrosa del tessuto interstiziale polmonare che portano ad una, per dirla molto semplicemente, ad una rigidità del polmone con riduzione dell'espansibilità e quindi della funzione di scambio gassoso a livello alveolare, per cui è una malattia progressiva che porta nel tempo ad una insufficienza respiratoria. Non è una malattia recente, abbastanza nuova nel senso, ma non si sentiva tanto, era conosciuta? Sì, era una patologia dell'interstizio che che non era catalogata in un altro modo. Non era classificata, ma adesso si è cercato in qualche modo di classificarla tra una forma idiopatica di cui non si conosce le ragioni, una forma dovuta a malattie immunologiche quali per esempio appunto l'artrite reumatoide, la sclerodermia, o addirittura dovuta a alcuni farmaci, che per esempio l'amiodarone che si usa nelle malattie cardiache, oppure farmaci antineoplastici. Senta, questa broncopatia ostruttiva mi dice che ce ne sono tante ed è in aumento. Che cos'è esattamente? È la classica malattia dei fumatori, nel senso che è un processo infiammatorio cronico che colpisce sia i grossi bronchi che i bronchioli, che poi purtroppo anche il parenchima polmonare, che produce una riduzione di calibro dei bronchi e quindi una riduzione al flusso aereo. Le cause fondamentali di questa broncopatia ostruttiva cronica, che fra l'altro è una malattia un po' sottostimata, perché inizialmente di solito è una malattia che sia il medico di medicina generale che il paziente tendono un po' a minimizzare, perché magari c'è qualche colpo di tosse, c'è qualche bronchite, però magari dal punto di vista medico si pensa di fare una radiografia del torace, si pensa di visitare il paziente, ma non si pensa di fare l'esame che è determinante in questo caso, che è la spirometria, che è quella che ci fa capire se c'è un'ostruzione o meno. E dicevo, la causa fondamentale ovviamente è quella del fumo, poi c'è sicuramente inquinamento, tutte le situazioni. È un'evoluzione lenta questa qui, poi uno se la trova senza, non dico senza accorgersene. È chiaro che la diagnosi precoce ci potrebbe dare una mano per poi fare un po' di prevenzione primaria con l'astensione dal fumo, l'evitare le riacutizzazioni, però effettivamente questa è una malattia che ha un grosso impatto sia dal punto di vista sanitario, perché è per la spesa sanitaria, perché poi queste riacutizzazioni portano ovviamente al ricovero, quelle persone, scusi se l'interrompo, quelle persone che si vedono girare con quel baracchino dell'ossigeno sono quelle che hanno quella malattia lì? È il quadro di progressione della malattia,
che porta ovviamente alla insufficienza respiratoria cronica, quindi all'incapacità più del polmone di ossigenare il sangue e quindi di favorire gli scambi gassosi con l'eliminazione dell'anidride carbonica e l'ossigenazione del sangue. Dottor Perazzo, il suo ruolo a Sesto Levante, di che cosa si occupa lei? Allora, io mi occupo come i colleghi di pneumologia generalista. Poi nella fattispecie nasco come fisiopatologo e poi ovviamente mi sono occupato per un certo periodo anche di endoscopia. Ultimamente mi occupo di tante cose, in un occhio particolare per la patologia respiratoria del sonno, che è una patologia relativamente emergente, nel senso che in realtà sono almeno una cinquantina d'anni che è noto che nel sonno noi possiamo avere disturbi respiratori. E disturbi quali sono questi disturbi? Allora, la cosa fondamentale è pensare che questa è una patologia che riduce la ventilazione durante il sonno e altera fortemente la qualità di vita del paziente e comporta delle complicanze che sono cardio-neurovascolari. Come sintomi fondamentalmente il paziente cos'ha? Il paziente spesso non se ne accorge, o meglio il paziente gli viene riferito da chi dorme con lui, che russa fortemente, ma russare lo fanno il 45% degli italiani, ma soprattutto ha delle pause nel sonno. Queste pause nel sonno comportano che lui ha un sonno frammentato, non ha un sonno riposante. Non avere un sonno riposante si ripercuote nella giornata successiva, perché il paziente si sveglia convinto, non avendo riposato adeguatamente, se ne rende conto, può avere sonnolenza. Ci sono tutta una serie di disturbi che sono il deficit della concentrazione, dell'attenzione. A volte spesso una cefalea la mattina e il paziente ha come conseguenza spesso una qualità di vita non adeguata che si può ripercuotere per tutti noi, perché avere un sonno non riposante e una concentrazione adeguata comporta facilmente incidenti domestici, incidenti sul lavoro, incidenti automobilistici e questo è il motivo per cui su questa patologia è stata puntata molto l'attenzione, non tanto secondo me perché lo Stato si ponga il problema dei rischi cardiovascolari e neurovascolari, ma perché siamo stati richiamati all'ordine anche a livello europeo sul problema degli incidenti stradali, quindi sul fatto che chi deve guidare deve essere in condizioni psicofisiche adeguate. Sì, quando si dorme bene si vive bene, quando si dorme male. Certo. I ritmi del sonno come sono? In questi pazienti? Sì, in tutti noi. Sì. Noi abbiamo delle fasi del sonno particolari, nel senso che noi distinguiamo, per il profano, diciamo due fasi di sonno. Una è la cosiddetta fase di sonno non REM. REM cosa vuol dire? REM è una sigla che sta per dire che noi durante il sonno abbiamo una fase particolare, la fase REM, che è quella in cui i nostri occhi sono completamente in movimento e noi invece come corpo siamo in paralisi completa e questa è una fase particolare in cui per esempio le apnee sono spiccate nei soggetti che le hanno. Esiste tutta una prima fase che è una fase cosiddetta non REM in cui noi gradualmente approfondiamo il sonno e riposiamo, diciamo resettiamo il cervello. Questa fase non REM seguita dalla REM si ripete più volte nel corso della notte. Il paziente che ha questi disturbi ha fondamentalmente non raggiunge il sonno profondo. Spieghi un po' che cosa sono le apnee. Le apnee sono pause respiratorie. Ma quando sembra che uno non respiri più. Il vicino di letto si rende conto che il paziente va in pausa, la pausa perché sia significativa deve essere superiore a 10 secondi. Talvolta il paziente stesso se ne rende conto, ha il risveglio in soffocamento. Allora è come se andasse sott'acqua e dopo 2 o 3 minuti riemerge, quello c'è il risveglio, ma questa è la cosa più rara. Questo disturbo ce l'hanno un po' ce l'abbiamo tutti. Ce l'abbiamo tanti perché noi è sottovalutato. Io faccio sempre come esempio questo: un medico di medicina generale ha circa una cinquantina di pazienti, un massimalista, 1500 pazienti, ha circa una cinquantina di pazienti con questo disturbo conclamato. Non è continuo, ogni tanto succede questo? No, succede quando dormi, in genere il paziente quando dorme il problema va, poi potrà esserci la notte in cui è più o meno accentuato, perché questo purtroppo è anche condizionato molto dallo stile di vita. Il paziente che fuma, il paziente che la sera beve alcolici, il paziente che fa uso di sonniferi, benzodiazepine o antistaminici è un paziente che ha un sonno già che predispone al problema. I pazienti quando io li
consiglio una terapia, consiglio sempre il cosiddetta igiene del sonno. L'igiene del sonno sono i consigli della nonna, glielo dico, guardate che sono i consigli della nonna, niente di più. Alla sera si dovrebbe andare a dormire regolarmente, bisognerebbe essere non accompagnati da fonti luminose perché il sonno è indotto da liberare melatonina e la melatonina è inibita dalla luce, quindi il tablet, il cellulare, la luce, il computer portatile. Quindi ai bambini lasciare la luce accesa non fa tanto bene. Beh, anche i bambini hanno dei disturbi respiratori del sonno e vabbè, di solito c'è le lucine piccoline, dico io, almeno sì, a volte è sbagliato da un certo punto di vista. Senta, dottore, perché si sogna? Questo no, perché si sogna è una bella domanda, forse va al di là delle mie qualità come pneumologo, però il sogno, sai, i letterati ci dicono tante cose belle sul sogno. Anche gli animali, è possibile pensare che indubbiamente questi nostri animali veniamo delle evidenze che fanno pensare a quello. Il sogno è molto presente nella cosiddetta fase REM. Dottor Gatto, senta, si sente parlare ogni tanto sui giornali che la TBC, la tubercolosi sta ritornando. È vero, non è vero? Com'è da noi qui la situazione? Intanto c'è da considerare che la politica sanitaria ha tolto i dispensari, in Italia si è creduto un pochino che questa malattia fosse ormai radicata completamente. Nella realtà è una malattia che c'è ancora, non è che ci siano tanti casi, però è soprattutto presente nelle grosse città, nelle città quindi tipo dove c'è una grossa percentuale anche di stranieri, quindi migranti, esatto. Come casi adesso abbiamo all'incirca noi sui 5-6 casi all'anno, quindi tutto sommato che rispetto agli anni scorsi più o meno è abbastanza stabile. L'unico problema che è che è una malattia che ha delle manifestazioni che non sono più solamente, diciamo, polmonari, ci sono delle tubercolosi di altri organi, per esempio ossee, per esempio dell'apparato urologico, che quindi magari è più difficile diagnosticarla. Anche perché noi che siamo vecchi, voglio dire, la conosciamo bene magari. Vecchi non siete, ma la conoscete, siete arrivati a conoscerla. Esatto. Ora noi adesso giovani, magari si sottovaluta un po', inizialmente si ci pensa di meno e via. Senta, la camera sterile a Sestri Levanti c'è sempre o che è stata abolita? Non c'è neanche più la divisione di pneumologia. Lo so, purtroppo. Come fa a esserci la camera? Purtroppo c'è questa famosa legge Balduzzi che ha penalizzato la nostra ASL, dobbiamo dirlo che le lettere a favore di Genova non è andata niente bene, perché la legge dice che ci vogliono 500 1000 abitanti per avere un reparto di pneumologia. Qui l'hanno tolta perché qui sono 150.000 abitanti, però Genova ne ha 2 e non ha nemmeno 500.000 abitanti, quindi hanno fatto figli e figliastri e questo non va bene. Una volta a Sestri Levante c'era la camera sterile perché è contagiosa. Avevamo l'isolamento dove io ricordo benissimo anche non tanti anni fa. Dottor Gatto, perché quando uno va al pronto soccorso la prima cosa che fanno una lastra al torace? Non è detto, sa? No? Ma io vedo che sparano subito questa lastra. Ma guardi, io penso che spesso arrivano, noi vediamo delle persone che ci mandano in consulenza da asmatici, bronchitici cronici che la lastra non hanno per niente fatto. Allora bussiamo un po' con la porta. No, voglio dire, spesso vediamo che gli fanno un paio di esami del sangue e poi arrivano anche senza radiografia del torace. Lo sa che abbiamo donato un apparecchio telecomandato al pronto soccorso dell'ospedale di Lavagna, costato 240.000 euro. Mi verrebbe da fare una domanda, ma evito. C'è qualcuno che lo usa, lo sanno usare oppure? Io mi auguro di sì e mi auguro che presto si possa dire proprio sì a grande voce,
perché bisogna che questo reparto di radiologia venga potenziato, pare che venga potenziato. Dottor Perazzo, perché russiamo? Russiamo fondamentalmente perché si restringono le alte vie aeree, cioè a livello del palato, retropalato, del faringe c'è un collasso della struttura, quindi restringendo c'è una vibrazione e questo russamento. L'apnea è la chiusura completa, quindi questo è molto diffuso, non dobbiamo spaventarci. Torno a dire, il 45% degli italiani russa saltuariamente, è il 25% che infastidisce il prossimo perché russa continuativamente in modo anche fortemente rumoroso. Si può smettere di russare? Smettere di russare, forse si può fare qualcosa che riduca il rischio di russamento, cioè c'è senz'altro per esempio una correlazione tra il russamento e lo sovrappeso o l'obesità. In quei pazienti ovviamente perdere peso aiuta molto. Andare contro le leggi della natura dell'invecchiamento è difficile. Qualche otorino adesso in modo meno invasivo di una volta può fare degli interventi. Io un intervento per un russamento direi che suggerirei al compagno o alla compagna di mettere i tappi, perché un intervento è un intervento, voglio dire, bisogna sicuramente avere uno stile di vita, un'igiene del sonno corretta e perdere un po' di peso quando è in eccesso. Perdere peso, lo dica di nuovo perché lo diciamo a mia moglie, deve sentire mia moglie, perché io mia moglie la faccio girare, certamente. Quando russa girati e allora smette di russare. La terapia posizionale può avere un significato, anche in pazienti con apnea a volte si fa. Bisogna per smettere di russare bisogna dimagrire. Questo dimagrire sicuramente aiuta. Che orecchie deve sentire? Il minimo di sonno qual è? Il minimo di sonno è molto, questo è difficile da dirsi, si dice sempre 7-8 ore, lei ha parlato della sua moglie, ma mia moglie se non fa le 8 ore diventa meno sopportabile, pur essendo una santa donna. Meno sopportabile, è cattiva questa cosa. Ho detto che è una santa donna. Io per esempio 6 ore sono riposato, quindi non c'è una regola, ci sono i lunghi dormitori, ci sono i brevi dormitori, abbiamo personaggi storici che forse era meglio che dormissero un po' di più e non entro nel dettaglio di chi fossero, però ci sono dei dormitori con 4 ore che sono riposati. Leonardo da Vinci dormiva pochissimo. Quindi non c'è una regola, è molto individuale, in genere si dice che 7-8 ore di sonno sono necessarie per una corretta Il buon sonno qual è? Il buon sonno è quello riposante e quindi è un sonno che, torno a dire, è molto importante che ci sia una regolarità nel sonno e noi purtroppo la società attuale non ce lo consente. Non faccio riferimenti al turnisti nel lavoro perché questo è inevitabile e non penso che ci sia una soluzione, ma indubbiamente pensiamo basta ai nostri giovani, ai nostri figli, che spesso gli orari del sonno sono molto alterati, siamo circondati da mezzi di comunicazione, siamo in un ambito di questo genere. Dico, quindi trasmissioni e possibilità di continuamente allacciarsi in rete, questo distoglie dal sonno, non si dorme. Forse una volta quando si leggeva un po' di più ci si addormentava prima. Certo. E ora invece gli stimoli visivi che abbiamo sono diversi. E quindi se si dorme tardi e ci si sveglia presto per motivi di studio o di lavoro, non si dorme in modo adeguato e la nostra situazione psicofisica del giorno dopo ne risente. La paura di non dormire. L'insonnia è un problema perché contrariamente, io le ho detto che le apnee danno sonnolenza, ma in realtà una gran parte dei pazienti con le apnee hanno insonnia. L'insonnia può essere un sintomo di un problema di tipo depressivo, perché una insonnia di un precoce risveglio a metà della notte a volte nasconde un problema di questo tipo, oppure può essere in relazione a uno stato ansioso, la difficoltà a dormire, quindi spesso bisognerebbe anche andare a vedere una situazione di questo tipo. Io resto dell'idea che si abusi purtroppo di benzodiazepine e quindi si usa molto. Uno dei problemi del paziente che viene in ospedale è che l'intestino non funziona oppure non dorme, e questo è il dato di fatto e questo è uno dei grossi problemi contemporanei. Forse dovremmo, torno a dire, dovremmo regolarizzare il nostro stile di vita, il che non è facile perché è la società che andrebbe probabilmente ristrutturata e io mi rendo conto che dico una cosa che diventa difficile poter fare. Più grossa di noi. Dottor Gatto, la tosse può perseguitare
Cos'è sta tosse? Un meccanismo di difesa, dicono, Certo. Perché c'è questa tosse? È un meccanismo di difesa scatenato da un riflesso che produce appunto attraverso il sistema nervoso questo stimolo. Ed è, come dicevano qualche collega, la morte del pneumologo, perché spesso è difficile capire qual è la ragione per cui Ha molte cause. Ha molte cause, ovviamente parliamo adesso va di moda molto il reflusso gastroesofageo, perché si parla sempre di reflusso, di apnea iatale, di tosse. È chiaro che in un paziente che ha la tosse noi dobbiamo valutare tante cose. Prima di tutto il rapporto eventuale con una familiarità asmatica, con delle allergie, e quindi escludere che ci sia un asma latente, alla presenza di un asma. Poi abbiamo parlato di reflusso, ci sono alcuni farmaci che possono essere la causa della tosse, tipo per esempio gli ACE inibitori negli ipertesi che vengono utilizzati. Poi ci possono essere anche gente che fuma, quindi nei fumatori ovviamente ci può essere in relazione, spesso a volte nel fumatore, ripeto, si trascura, no? Ogni tanto questo colpo di tosse, e poi invece nella realtà c'è magari qualche lesione che, se con una radiografia del torace si può mettere in evidenza e fare anche una diagnosi precoce, che è questa tosse. Ce ne sono di vari tipi, io le ho avute di tutti i tipi, stizzosa, c'è una tosse secca, grassa, abbaiante, la tosse matura. Cos'è la tosse matura? Beh, la tosse secca, ripeto, è una tosse che bisogna comunque catalogare in un processo infiammatorio cronico della mucosa del bronco, che potrebbe essere in relazione ad un asma. La tosse invece matura o produttiva è quella che, oltre questa infiammazione della mucosa del bronco, stimola anche attraverso le ghiandole della sottomucosa la produzione di muco. Quali sono le ragioni? Una è la bronchite cronica, per esempio. Ci possono essere delle patologie, quali per esempio le bronchiectasie, che sono delle dilatazioni bronchiali, che possono essere sia già presenti alla nascita, oppure possono essere acquisite dovute a episodi bronchitici ripetuti o da trazione, come si dice, dovute appunto a queste dilatazioni bronchiali, dove il catarro ristagna e producono una continua infiammazione e quindi una continua iperproduzione di muco, e quindi una tosse di tipo maturo, se la vogliamo chiamare. Senta, sciroppi per la tosse? Ma in teoria il sedativo della tosse la tosse non andrebbe, secondo me, mai sedata. Prima cercare di capire qual è la ragione. Poi è chiaro che ci sono tosse neoplastica, allora in quel caso lì è anche corretto sedarla, perché voglio dire... Voi siete giovani e forse non avete mai sentito parlare di Marzari? Sì. Marzari era ora si direbbe cabarettista, e diceva questo, aveva delle tiritere, e diceva: in Spagna lievi scosse, catramina per la tosse. In America in ciclone, allo spiano in briagun, ecco, catramina per la tosse. Io me la ricordo, catramina. No, adesso come farmaci c'è la codeina, adesso sì. Voglio dire come farmaco che utilizziamo noi, vari dosaggi, in gocce, in compresse, però voglio dire è sempre un inibitore centrale della tosse, voglio dire, che va usato solo se effettivamente noi abbiamo capito con intelligenza che la tosse è una tosse irreversibile, una tosse che insomma va sedata, perché non... Dottor Perazzo, sonno e tosse. È difficile dormire con la tosse. Certo. Mi dia qualche dritta per poter dormire quando si ha la tosse, perché si sta con i piedi fuori dal letto. Beh, allora, questa è una domanda
abbastanza cattiva. No, cattiva no, che pone, allora il discorso sonno in questo caso ci preoccupa meno il sonno è il mancato sonno è dovuto alla tosse, quindi si rientra in quello che diceva lui. Noi dobbiamo innanzitutto identificare quella possibile causa del sonno. Certo, se lei dice nell'immediato cosa faccio? Bene, sono d'accordo con lui, la tosse andrebbe sedata solamente quando il sintomo diventa veramente fastidioso e allora esistono dei sedativi per la tosse. È chiaro che se dietro la tosse in realtà la tosse è espressione di un quadro ostruttivo, nell'immediato si può pensare a un'aerosolterapia con dei broncodilatatori, a volte può dare giovamento con un dilatatore cortisonico per via inalatoria. In quel caso lì la tosse potrebbe rispondere alla terapia. Bisogna vedere qual è la causa. E tosse e raffreddore è la stessa cosa. Certo, perché il raffreddore dobbiamo sempre ricordare che è un'infezione delle alte vie aeree, ma che può coinvolgere basse vie aeree. Questo succede facilmente per esempio negli asmatici. Le mamme che erano sagge una volta, e lo sono ancora adesso, dicevano che dei bambini il raffreddore gli è sceso al petto ed erano spesso dei bambini con una storia d'asma, magari banalmente, perché l'asma è allergia, ma l'asma può essere anche indotta da uno stato infiammatorio e su base virale e il raffreddore quindi è un'infiammazione fondamentalmente. Quindi il coinvolgimento della tosse è banalmente l'interessamento delle basse vie aeree. Ecco. Sonno e alimentazione. Sonno e alimentazione torniamo in quell'argomento che è fondamentale secondo me, cioè a noi tutti può piacere per esempio bere un bicchiere di vino a tavola, però bere il bicchiere abbondantemente alla sera altera il sonno e il vino può essere un alimento, mangiare troppo. Quelli che bevono tanto si mettono... Russano sicuramente, spesso, poi più delle volte russano, non si può essere neppure così dogmatici, però spesso russano. E spesso hanno apnee, quindi uno dei primi provvedimenti è far bere meno la sera alle persone, soprattutto chi mangia si è buttato letto. Bere vino naturalmente. Vino, sì, l'alcolico in generale, c'è chi pasteggia vino, magari a champagne, ma c'è anche chi prende il limoncino o qualcosa dopo mangiare. E ovviamente sonno e alimentazione vuol dire quello che mangio condiziona molto il modo in cui io dormo. Chiaro, ma queste sono cose, quando io richiamo il consiglio della nonna, sono i vecchi consigli che hanno sempre una fonte di saggezza popolare. L'orologio del sonno. L'orologio del sonno è esattamente quello, noi abbiamo una sorta di cronotipo, noi abbiamo delle porte del sonno. Quando noi parliamo di porte del sonno vuol dire che noi intorno alle 10, 10 e mezza fisiologicamente potremmo aver bisogno di dormire. Abbiamo una seconda porta del sonno che è ben conosciuta a Roma e dintorni, la porta della pennichella, il dopo mangiato, che non è nulla di strano, perché indubbiamente il dopo mangiato... La pennichella fa bene? La pennichella fa bene chi ne ha necessità, anche lì non si può essere così, però tendenzialmente noi abbiamo una porta del sonno più piccola intorno alle 2, 2 e mezza, 3, per cui molti hanno piacere di dormire, quindi non è la pigrizia, è proprio una necessità fisiologica. A tutte e due, se si dorme bene si guarisce meglio? Si guarisce in fretta? Lo dicevano i miei, quando uno aveva la febbre, mi pare che i nonni o i genitori dicevano se ti dormi ti guarisci, domani mattina ti stai più bene, dormi tutta la notte che domani mattina ti stai più bene. Sono d'accordo, io sono sempre stato un breve dormitore e invecchiando dormo di più stanamente, dicono l'opposto, e mi rendo conto che normalmente mi sento meglio se ho dormito. Fumo e malattie respiratorie, velocissimi perché abbiamo pochi minuti. Direi che tutte le patologie di cui abbiamo parlato, la bronchite cronica, il tumore e la fibrosi polmonare, la causa primitiva, primordiale è quella della fumo di sigarette. Fumo e sonno. Il fumo rientra nelle cose che andrebbero bandite in generale, quindi anche sul sonno incide, dormiamo peggio. Internet e sonno. Internet e sonno, internet e medicina direi, internet è un'arma a doppio taglio, perché spesso i pazienti arrivano informati, ma troppe volte sono informati male. Attività fisica e malattie respiratorie. Sì, attività fisica, per esempio non lo so, nei bronchitici cronici, nei bronchettasi, c'è associata la fisioterapia respiratoria, tutto quello che è disostruzione e riallenamento allo sforzo, calo ponderale, perché questi bronchitici cronici di cui vediamo noi, in particolare, soprattutto obesi, vanno di pari passo, quindi l'attività fisica va bene. Io spesso dico no, ma fa male gambe,
camminare a piedi, anche camminare a piedi secondo me è già... Attività fisica e sonno. Ma io penso che chi ci ascolta dirà, ma quel medico lì dice cose ovvie, l'attività fisica è basilare. Purtroppo noi siamo vittime di una situazione in cui mangiamo male, dormiamo male, ci muoviamo poco e male, e purtroppo se una buona attività fisica ti fa dormire meglio, concilia sonno, questo è un dato di fatto, è innegabile. Il respiro sibilante, delle volte succede dormendo, anche non dormendo. Beh, è sinonimo di un'ostruzione delle vie aeree, quindi bisogna capire qual è la causa che lo produce. Prevenzione per le malattie respiratorie. La prevenzione delle malattie respiratorie tanto è quella primaria, quindi voglio dire l'astensione dal fumo, quindi l'astensione se è possibile da tutti quelli che sono gli inquinanti nocivi, e poi ovviamente... Lei sarebbe per proibire il fumo, di fumare in macchina? Ma io, guardi, in questi ultimi tempi fumano meno gli uomini e di più le donne, tanto è vero che nelle patologie polmonari si è visto che c'è una riduzione dei tumori nell'uomo, c'è un aumento invece nelle donne del polmone ovviamente. E io lo ridurrei, il fumo lo toglierei, ecco, voglio dire, nel senso, da tutti gli ambienti, soprattutto se uno vive con delle persone che non fumano. Ecco. E poi c'è tutta una terapia di aumento delle difese immunitarie che adesso si parla molto di questi elisati batterici, di questi vaccini per bocca che sembrerebbero avere un futuro notevole nella evitare le riacutizzazioni. Prevenzione per i disturbi del sonno. La prevenzione dei disturbi del sonno fa parte dell'igiene del sonno, quindi indubbiamente, come le dicevo, sicuramente ridurre il peso corporeo, quantomeno se si deve sovrappeso non incrementarlo. Una regolarità proprio del sonno, nel senso che, ribadisco, noi abbiamo uno stile di vita... a dormire sempre... questo esiste l'eccezione, ma l'eccezione non può diventare la regola, e purtroppo abbiamo uno stile di vita che purtroppo è condizionato molto da come è configurato il lavoro allo stato attuale, che ci impone purtroppo anche a volte degli orari non corretti. Il lavoro, la TV per esempio. Certo, tutto questo indubbiamente aiuta a prevenire. Poi indubbiamente al di là della prevenzione è molto importante il corretto trattamento dei disturbi respiratori del sonno, che non abbiamo affrontato, ma è fondamentale questo, perché non deve passare il messaggio che è un qualcosa che noi non possiamo trattare. I disturbi respiratori del sonno sono trattabili e vanno trattati proprio perché, come dicevo all'inizio, è comunque il disturbo respiratorio del sonno correlato a un aumentato rischio cardiovascolare e neurovascolare, cioè il paziente con le apnee, con la sindrome dell'apnea ostruttiva del sonno, è un paziente che ha più facilmente una forma di ipertensione che risponde poco ai farmaci, più facilmente va incontro ai fatti ischemici, infarti, a forme aritmiche oppure a ictus. Quindi curare questo disturbo è di base, ci sono correlazioni forti con il diabete, con il reflusso gastroesofageo, quindi ecco perché c'è molta attenzione. Di questo argomento, è un argomento interessante, potremmo sviscerarlo in un altro incontro, perché ora siamo alla fine, quindi a me non resta che ringraziare il dottor Alessandro Perazzo, il dottor Piergiorgio Gatto del Pneumologi all'ospedale di Sestri Levante. Io voglio farvi gli auguri, tenete duro, siete rimasti in pochi, diciamo pochi ma buoni, meglio che tanti e grammi, è vero o no? Quindi io vi faccio tanti auguri e mettetecela tutta, perché poi la gente, quello che dovete vedere poi sono le persone che vi ringraziano e che vi sono grate di quello che fate. Ringrazio il nostro cameraman, regista Giovanni, ringrazio voi telespettatori e vi do appuntamento alla prossima puntata. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci.